Allora, ci troviamo all'interno della cantina del ristorante La Taverna a Colloredo ed è un posto del 1300. Anticamente questo posto dove adesso c'è la nostra cantina erano i depositi di grano oppure formaggi, anche spezie. Oggi la nostra cantina si sviluppa su un numero di circa 700 etichette per un complessivo di quasi 3500 bottiglie. Abbiamo voluto dare, oggi come oggi, tanta importanza ai piccoli produttori, quindi che siano sia del territorio ma anche del resto d'Italia, ma anche strizzando l'occhio ovviamente alle nostre eccellenze italiane che sono a 360 gradi a livello enologico, a mio avviso, tra le migliori al mondo. Voi tra l'altro siete anche ristorante Noi siamo ufficiale, anche, quindi cantina sì, sì, ufficiale esatto, dell'azienda Ferrari con tutti i esatto, marchi, sì, i brand. avendo anche, sì, essendo Maison de Cave di Ferrari, automaticamente abbiamo anche la fortuna di avere nella nostra cantina anche annate vecchie, sia delle riserve del fondatore, ma anche di Ferrari per lei. Una cosa molto suggestiva di questa cantina è questa piccola cantinetta che abbiamo dedicato sia ai grandi formati ma anche ai piccolissimi produttori del territorio, quindi parliamo di produttori che non superano veramente l'ettaro e mezzo barra 3 di vigne coltivate. Una sorta di stube. Esatto, ma la cosa più, come dire, intrigante e molto suggestiva è il famoso pozzo che abbiamo all'interno della cantina, dove abbiamo praticamente conservato il nostro cavò, che sono i vini francesi, e il pozzo diciamo che ci aiuta anche a livello tecnico a mantenere un'umidità costante in tutta la cantina, quindi questa è una bellissima fortuna, ecco. È un pozzo di 30 metri. E cosa possiamo dire del Coravin? Allora, col Coravan quest'anno abbiamo deciso di creare una piccola selezione di vino con una scelta di 4 differenti produttori. Partiamo dal Piemonte, alla Francia, all'Italia e anche strizzando l'occhio alla Slovenia con gli Orange Wine, così diamo la possibilità ai nostri clienti anche di poter degustare dei vini al calice che ovviamente oggi come oggi sarebbero anche un po' improbabili, ecco, anche a livello di annata. Quindi per fare un esempio, cosa ci potrebbe essere, non dico di aperto perché chiaramente sarebbe un controsenso, Mhm. il Coraven, no? Sì. Se si pronuncia così, è appunto fatto apposta per ritappare in Per un certo ritappare, senso, sì, ecco, esatto, la esatto. bottiglia E e quindi chiaramente, conservarla e avere la ecco, possibilità comunque di farla girare in maniera anche nel tempo. ecco un vino che avete aperto e richiuso. Ultimamente abbiamo, mm, ah sì, un Monfortino del 97. Abbiamo aperto ultimamente un Monfortino 97. Ah, quindi questa può essere una buona occasione appunto per poterlo assaggiare, ne stiamo parlando del vino Di una più costoso tra le in eccellenze in Italia e Italia. che poi contemporaneamente li vale, nel senso che c'è una anche buona tiratura Eh beh sì, di questo vino e chiaramente riuscire ad assaggiarlo al bicchiere non sarebbe male. quanto può costare, detto così brutalmente. Brutalmente, eh, brutalmente costa praticamente 80 € al calice. Ecco, al calice che sono, perché qui si va a centilitri Sì, chiaramente, ecco, esatto, sono i quindi famosi 120 100 ml della dose
del vino. E con questo chiudiamo qui da Colloredo di Montalbano, la taverna, ma anche la taverna, la caverna, La cantina. la cantina. Ecco.